Intanto anche i commercianti a Portogruaro sono preoccupati per l'esito delle elezioni amministrative. Il rischio commissariamento è un lusso troppo alto. Allora andiamo, così almeno mi pare di aver capito, lo pensano i commercianti, ma andiamo ad ascoltare il presidente dell'Ascom di Portogruaro, Massimo Zanon, assieme con il nostro collega del Veneto, Rosario Padovano. Prego. Grazie, prendiamo la linea dalla Veneto, abbiamo invitato Massimo Zanon, presidente dei commercianti di Portogruaro e presidente di Confcommercio provinciale. Lei che è un attento conoscitore, un attento osservatore di quello che accade a Portogruaro, come commenta l'esito sorprendente del voto? Portogruaro è diventato un caso nazionale. Io approfitterei, iniziando in maniera scherzosa, dicendo che Portogruaro in questa occasione sorge alla ribalta nazionale e potrebbe diventare anche turisticamente una notizia interessantissima. Tornando invece alle cose di casa nostra, non c'è dubbio che neanche il miglior giallista riuscirebbe a riproporre una situazione così complessa, una situazione che comunque vede la città di Portogruaro superiore a qualsiasi interesse particolare e personale, e quindi per quanto riguarda il mondo delle categorie e per quel mondo che io rappresento, credo che l'arrivo di un commissario sia un lusso che oggi non ci si può permettere e sia in ogni caso una vittoria di Pirro per qualsiasi che in questo momento magari pensa di avere posizioni diverse. Lei pensa che non ha vinto nessuno e abbiano perso tutti? Non ha vinto e non ha perso nessuno. Il problema è che gli screzi personali che in queste occasioni rimangono per un po' di tempo devono essere cancellati nell'interesse generale di una città che deve dimostrare di avere al proprio interno le risorse culturali e umane per superare un momento difficile, ma che comunque poi alle prossime elezioni vedrà sicuramente un nuovo vincitore. Presidente, ma se lei parla di interesse generale per Portogruaro, auspica forse un accordo bipartisan tra le parti? Io non do una ricetta perché non è il mio mestiere, dico solo che ci sono le intelligenze e le possibilità di evitare di aver vincitori e vinti, ma nello stesso tempo di aver poi tutti perso come cittadini di Portogruaro. Ecco, le prossime elezioni secondo lei quando si celebreranno a Portogruaro? Se userà il buon senso la parte che oggi ha a cuore la città e quindi l'intero Consiglio Comunale dovrà lavorare un po' di mesi per arrivare alle votazioni di primavera. Quindi si parla di si auspica anche un governo di mesi, a questo punto può essere una soluzione questa? Deve essere una soluzione magari di fantasia, ma che porti l'interesse primario della città. Ringraziamo dunque Massimo Zanon che si è espresso su come evitare il commissario. A questo punto i commercianti vogliono evitare il commissario. I commercianti sono abituati a pagare le tasse, non vorrebbero averne ancora di nuove e credo che tutti i cittadini sappiano che è opportuno evitare nella maniera più assoluta di fare ancora peggio di quello che comunque c'è. Ringraziamo dunque Massimo Zanon, la linea alla redazione centrale, grazie. Grazie, è una questione veramente incredibile quella che si è verificata a Portogruaro.